Le scene campestri che Jacopo Bassano realizza a partire dagli anni 60 del Cinquecento, siano di argomento biblico o meno, segnano l'avvento in area veneta di una prima forma di pittura di genere, intendendo un nuovo interesse alla vita quotidiana pur all'interno di particolari schemi iconografici e allegorici. Qualche anno più tardi anche in terra lombarda ed emiliana introducono pari principi Vincenzo Campi, Cremonese, e il bolognese Bartolomeo Passerotti, con un nuovo tipo di rappresentazione allegorica o didattico-moralistica che ha per protagonisti vecchi volgari oppure figure popolaresche accanto a banconi colmi di merce. È l'insinuarsi dell'elemento quotidiano con i suoi personaggi nella pittura italiana che ha una chiara ascendenza di origine nordica. Due componenti di origine generale contribuiscono all'affermarsi della pittura di genere. Da una parte gli spunti offerti dalla commedia e la conferma che alla rappresentabilità dei soggetti umili viene dalla poetica di Aristotele. Dall'altra l'ideale pauperistico originato dal clima controriformistico che sortiva una particolare attenzione ai poveri e agli strati popolari. È evidente nella pittura del Campi, del Passerotti, la tradizione delle pitture ridicole che viene da Michelino da Besozzo, che viene da Leonardo con le caricate espressioni dei personaggi passerottiani deformate dall'ubriachezza, dal riso e dal desiderio, che in realtà poco concedono all'umano nella loro violenta e rozza inquietudine. Abbiamo vari disegni con teste di negra o vecchie che ridono, che denunciano un compiacimento per la rappresentazione licenziosa. L'approccio alla realtà ovviamente è di tipo intellettualistico, non interessa per sé, ma viene caricata e deformata al fine di veicolare significati o sperimentare nuovi campi figurativi. L'eccessiva volgarità dei vecchi che si palpano o aprono sguaiatamente la bocca sdentata rivela un intento moralizzatore nella condanna del vizio, così come un compiacimento disegnativo e cromatico emerge dalla precisa descrizione dei volti solcati dalle rughe o segnati da grossi nei pelosi. Questi personaggi sono curiosità della natura da indagare al pari degli strani animali o vegetali che arricchivano le collezioni enciclopediche cinque-seicentesche. Francesco Porzio, in un bel saggio sul realismo grottesco del Cinquecento, parla non a caso di ambigue rappresentazioni realistiche e di un senso acuto di conflitto che la realtà genera, irrompendo nei dipinti. Da Caravaggio a Cerutti, la scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana, Schira, stralci del saggio di Raffaella Colacci.